Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Ennesimo colpo ai danni di un anziano, questa volta è successo a Luzzi. Una badante ha atteso che lui si addormentasse e poi ha sottratto ben 16.000 euro dalla sua cassaforte. Fortunatamente l'anziano ha avuto la prontezza e i riflessi di chiamare aiuto e la donna è stata beccata subito dopo. Sentiamo. Ha aspettato che si addormentasse, così come faceva ogni sera, ma poi ha deciso di mettere in atto il suo piano criminoso. La badante 49enne ha mostrato il suo lato peggiore, ha sottratto le chiavi della cassaforte all'anziano di Luzzi dal quale lavorava e ha puntato dritta verso la cassaforte. All'interno ha prelevato i quasi 16.000 euro contenuti nel forziere e numerosi gioielli. Raccolto il bottino, ha chiuso a chiave nella sua stanza l'87enne presso il quale svolgeva le mansioni di badante ed è fuggita. I carabinieri della stazione di Luzzi hanno tratto in arresto per il reato di rapina impropria una 49enne di nazionalità rumena, domiciliata anch'ella in Luzzi. I militari, nella nottata, su segnalazioni ai familiari della vittima, hanno rintracciato e bloccato la donna e, perquisendo la sua abitazione, hanno trovato le chiavi di casa, della cassaforte e la refurtiva, che è stata immediatamente recuperata e restituita all'anziano. L'arrestata, al termine formalità di rito, è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della compagnia Carabinieri di Rende, in attesa del rito direttissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!